Telespettatori di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre, di nuovo insieme con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La puntata del giovedì, come al solito, è concentrata sul campionato di promozione, ma anche sui gironi del campionato di prima categoria. Partiamo subito con la promozione e lo facciamo con il girone A. Si è giocata la quarta giornata del campionato di promozione, eccola qui la schermata dei risultati. Bagheria Calcio batte Valderice Calcio 2-0, Regina Mundi batte Aspra 2-1, Fulgatore Cus Palermo 1-1, Mazzara batte Montelepre 2-1, Borgetto Giardinello batte Alcamo 2-1. Pareggio tra Sport Palermo e 90-011 Bagheria, 1-1 il risultato finale. Ed infine Margheritese 2018 batte Renzolo Piccolo 3-1. Due squadre al primo posto dopo 4 giornate del campionato. Parliamo di Cus Palermo e Regina Mundi in testa con 10 punti. 9 punti Bagheria Calcio con 7 Montelepre. Con 6 punti Sport Palermo, Borgetto Giardinello e Renzolo Piccolo. 5 punti Aspra, con 4 punti Bagheria 90-011 e Mazzara. 3 punti per Alcamo 1928 e Margheritese 2018. 2 punti Fulgatore, chiude la classifica il Valderice con 1 punto. Al primo KO nel primo banco di prova si è aggiunto anche l'infortunio grave del bomber. La strada verso il successo si fa in salita. Siamo live dal comunale di Bagheria, provincia di Palermo, e Bagheria Valderice, giornata numero 4 del girone A di promozione siciliana. Occhio al tocco sotto provato proprio da Garcia. Occhio proprio al Valderice sul secondo palo. La proposta di Provenzano. Proposta in mezzo verso il primo palo. Ha cercato il colpo di testa fiorentino. Parte Lucera, pallone in mezzo, poi il tentativo alto di Bartoloni. È stato reclamato un fallo in attacco da parte di Perricone su di Discordia. Lucera fino in fondo, cross basso in mezzo, pallone ricevuto da Gio, vuole il calcio di rigore, non c'è nulla secondo l'arbitro. Punizione per Adamo, rincorsa lunga, Mancino rasoterra, Cagnina con il piede. Parte Lucera a giro centrale per Giacalone, 2 a pressare Loria, sia Caracappa che Cina. Adesso Adamo, calcia, Cagnina lascia scorrere. Fiorentina allarga, cross in mezzo, prova a saltare Lucera. Qui avanti nerazzurri con la conclusione alle stelle di Garcia. Tra le linee l'inserimento pericoloso di Bartoloni, si reclama un fallo, si continua, conclusione da fuori con la traversa, colpo di testa in rete di Garcia, passa il Bagheria sulla ribattuta. Matteo Garcia alla prima da titolare nella zona di Fiorentino, mette al centro Velo, c'è il tiro Giacalone, il tentativo di Lucera, Costa, cross in mezzo di testa Garcia sul fondo nella zona di Gio a puntare gli avversari. Gio calcia, Giacalone respinge, poi al volo il tentativo di Bartoloni, il pallone lo va a riprendere il Bagheria che serve da buona posizione. Garcia calcia ancora sopra la traversa, parte Lucera, Giacalone, D'Amico prova il traversone in mezzo, pallone preso comunque da Garcia in mezzo all'area per Lucera che non può sicuramente sbagliare da lì e fa il gol del 2-0, partita chiusa per il Bagheria. E passiamo adesso al girone B del campionato di promozione. Anche qui si è giocata la quarta giornata di andata, subito i risultati. Atletico Messina, Città di Galati 1-1,
Messana 1966 batte Valdinisi 1-0. San Fratello Acquedolcese batte Monforte San Giorgio 1-0. Sant'Angiolese che perde in casa 2-1 con il Città di Mistretta. Città di Villafranca che batte il Sant'Alessio 2-0. Aluntina batte Orlandina 4-1. Promende Calcio batte Nuova Rinascita 2-0. Nel girone B del campionato di promozione in testa solitaria abbiamo la squadra del Messana 1966. Al primo posto con 12 punti, con 10 punti Città di Villafranca e Città di Mistretta, 9 punti San Fratello Acquedolcese, con 7 punti Promende Calcio ed Orlandina Calcio, 6 punti Sant'Angiolese, con 4 punti Atletico Messina, Monforte San Giorgio ed Aluntina, 2 punti Città di Galati, con 1 punto Valdinisi, Sant'Alessio e Nuova Rinascita. Il Mistretta si conferma seconda forza nel girone B di promozione, passa e rimonta anche al Caldarera di Sant'Angelo di Brolo e in anella il quarto risultato utile, la terza vittoria in 4 gare. Con le immagini di Davide D'Amico la sintesi si apre con la Sant'Angiolese subito in avanti al tiro con Cangemi che chiama D'Amico alla respinta. Ancora locali alla conclusione subito dopo con Spinella il cui sinistro non trova lo specchio della porta. Bersaglio che i padroni di casa centrano però al minuto 29 quando Tranchita da Buonex lo infilza per l'1-0 con un preciso destro con tanto di scuse per il gol. Una gioia che per i ragazzi di Bitto dura fino al minuto 44 quando il Mistretta ciuffa il pareggio con Diaz che ribadisce in rete la respinta di Caserta. I biancoazzurri ci credono e nella ripresa dopo 4 minuti trovano anche il sorpasso quando Caserta ferma fuori aria Salerno lanciato a rete beccandosi il rosso diretto dal signor Patrizio e con il tecnico di Casa Bitto costretto a mandare in porta il preparatore dei portieri Antonio Lamonica al posto di Cangemi. L'esperto portierone di casa però nulla può fare sul piazzato di Salerno che vale di fatto il 2-1 per il Mistretta e il gol numero 5 in campionato per il bomber biancoazzurro. Nonostante l'uomo in meno i locali tentano il tutto per tutto, ma prima un super D'Amico dice di no al piazzato dalla distanza, poi il colpo di testa di Tranchita si perde al lato per centimetri, quindi ancora Tranchita col destro sfiora di poco il bersaglio ed infine la girata volante di Spinella centra in pieno la traversa. Il 2-1 finale consegna al Mistretta il punto numero 10 in campionato che conferma i biancoazzurri sul secondo gradino del podio a -2 dalla Messana capolista, mentre la Sant'Angiolese scivola al 6° posto e rimane ferma a quota 6 punti. L'Ambiente Stadium di Bisconte ospita la 4ª giornata del campionato di promozione, tanta voglia di continuare a sognare in casa Città di Villafranca che non vuole rinunciare alla corsa alla vetta. Biancoverdi, reduci però dal 3-3 contro l'Orlandina, cercano i 3 punti e il riscatto contro la Polisportiva Sant'Alessio. La squadra ospite ha raccolto 1 punto nelle prime 3 giornate del reduce dalla sconfitta contro l'Atletico Messina per 0-2. La formazione biancoverde dall'inizio con Taranto, Gemellaro, Ogbonda, Prince, Lavina, Romeo, Visconti, Bella Macina, Costa, Libro Marco, Jacobu, Libro, Riccardo. Le scelte del duo tecnico Mazzeo Cannao. Si può partire grazie alle immagini a cura di Francesco Morabito. Il film del primo tempo, non tantissime le emozioni, gara molto bloccata, soprattutto nella prima mezz'ora. Bisogna attendere ben 29 minuti per la prima chance offensiva ed è ospite. Lancio lungo di Suriano per Tosto, va a colpire al volo col destro, pallone tra le braccia del portiere Taranto. 35esimo, calcio d'angolo Città di Villafranca, è uno schema, viene battuto corto infatti lo scambio con Riccardo Libro, liberato in area. Riccardo Libro mira il primo palo, il portiere ci mette anche del suo, ma è 1-0 Città di Villafranca, 4ª rete stagionale per Riccardo Libro con la fascia di capitano, con la 10 sulle spalle. 1-0, minuto 40, spinge ancora il Città di Villafranca con il recupero palla di Riccardo Libro che poi lascia sul posto l'avversario, prende il fondo, è velocissimo, recupera il possesso, la crossa di Trivela, colpo al volo del fratello Marco Libro. 2-0 Città di Villafranca che si gode tutta la Librite con questo cross e con questo piattone. Il portiere non ci arriva nemmeno stavolta, il numero 7 se la balla col proprio tecnico. E 2-0 e fine primo tempo all'Ambiente Stadium di Bisconte. Fin qui in discesa la gara, Città di Villafranca 2, Polisportiva Sant'Alessio 0. I gol di Riccardo e di Marco Libro. C'è una girandola di cambi nel secondo tempo tra il 60esimo e il
73esimo, dentro Guccione, La Vecchia, D'Angelo e Di Vincenzo, fuori Visconti, Costa, Riccardo Libro e Jacubu. Minuto 78, Città di Villafranca che dopo aver gestito la frazione prova anche a colpire con il tris. Marco Libro per bella macina di prima sul gemellaro, palla alla Vecchia, la riserve per il terzino che per poco non trova l'Eurogol. Minuto 88, ultimo cambio, fuori Marco Libro, dentro Ruggeri, non c'è più tempo, il Città di Villafranca alla terza vittoria in 4 giornate di campionato, archiviata per 2-0 la pratica polisportiva Sant'Alessio. Secondo risultato utile di fila per l'Atletico Messina, che riesce a dare continuità al successo esterno del turno precedente, chiudendo sull'1-1 il match casalingo contro il Città di Galati. In una sfida vibrante e bella da vedere, sono proprio i locali a reclamare per un tocco di mano in aria da parte di Giuseppe Bontempo, ma il signor Di Pasquale dice di no. Gli ospiti rispondono con il colpo di testa di Eric Campisi, che trova un super Previti a sbarrargli la via del gol. Non è da meno il suo collega Di Pane, che si oppone perfettamente alla zuccata di Lacorte. Ancora la Corte ci prova subito dopo, ma il suo destro risulta impreciso. Poi il Città di Galati si fa apprezzare in 2 occasioni, prima con Venuto che costringe Previti agli straordinari e successivamente con Eric Campisi, il cui destro non c'entra la porta per centimetri. Ospiti che la potrebbero sbloccare però su calcio di rigore concesso dal fischietto palermitano, che punisce la reazione di Santa Maria su D'Ambrosio indicando il dischetto ed espellendo l'esperto centrocampista classe 85. Dagli 11 metri però uno straordinario Previti nega a Emanuele Serio la gioia del vantaggio. Nonostante ciò il Città di Galati insiste dopo il destro da fuori area di D'Ambrosio, che si perde largo non di molto. La formazione di Vicario la sblocca con Cicero, che con un perfetto sinistro non lascia scampo questa volta a Previti, portando in vantaggio i suoi. Poco dopo da registrare un serio infortunio al calciatore ospite Giuseppe Bontempo, che si fa male al braccio ed è costretto a lasciare la gara. Prima dell'intervallo invece ancora il Galati minaccioso, con una conclusione dalla lunga distanza di Frisenda che si perde alta sulla traversa. Con le immagini ed il montaggio di Filippo Ciavorella ci spostiamo nella ripresa. Subito Atletico in avanti e la Corte viene fermato in uscita da Di Pane, ma sul ribaltamento di fronte il Galati sfiora per 2 volte il gol con D'Ambrosio, che prima viene fermato dall'ennesima parata di Previti e poi col destro dai 25 metri sfiora di un soffio il palo. Pur in 10 uomini i locali non si arrendono e spingono alla ricerca del pari, che non trovano solo per 2 decisivi interventi di Di Pane, che si oppone a Cappello e la Corte. Lo stesso la Corte ci prova pochi minuti dopo col destro, ma il suo diagonale esce largo non di molto. Gli sforzi dell'Atletico Messina vengono comunque premiati quando il solito la Corte di forza entra in area e di giustezza mette alle spalle di Di Pane, facendo così Atletico 1, Città di Galati 1 e secondo gol consecutivo in campionato per il Bomber classe 93 dopo la rete decisiva del turno precedente contro il Sant'Alessio. Il Bomber di casa potrebbe addirittura ribaltare il risultato qualche minuto più tardi, ma questa volta la sua botta è ben disinnescata dal portiere. Atletico Messina che nel finale chiude la sfida addirittura in 9 uomini, viene espulso infatti anche il capitano Cappello per doppio giallo, ma nonostante 2 uomini in meno i ragazzi di Lucà avrebbero la chance per vincere la sfida, il colpo di testa di Cuscinà in tuffo però non inquadra il bersaglio per questioni di centimetri, quindi nel finale il Galati la potrebbe vincere, ma uno straordinario Previti nega a Emanuele Serio la gioia della vittoria. L'Atletico Messina sale in classifica a quota 4 punti dopo 4 giornate, mentre il Città di Galati si porta a 2 punti. E dopo aver visto il meglio di questo girone B del campionato di promozione, voltiamo pagina e parliamo del girone C. Quarta giornata, eccoli qui i risultati. Giare Calcio batte RSC Riposto 2-1, Santa Domenica Vittoria batte Casteltermini 2-0, Serra di Falco Gemini Calcio 1-1, Aragona Calcio Nicosia 1-1, Santa Venerina batte Belpasso 2014 3-0, Camarat 1972 batte San Pietro Calcio 4-0, ha riposato il San Sebastiano Villarosa.
Anche qui abbiamo una squadra solitaria in vetta, parliamo del Camarat 1972, al primo posto con 9 punti, 8 punti Nicosia, con 7 Aragona Calcio, Santa Domenica Vittoria e Giarre Calcio, 5 punti Santa Venerina ed RSC Riposto, 4 punti Gemini Calcio, con 3 punti Serra di Falco, Casteltermini, Belpasso 2014, San Sebastiano Villarosa. Chiude la classifica il San Pietro Calcio con 0 punti. Oggi abbiamo fatto una partita, devo dire una partita maschia, l'abbiamo sviluppata per come l'abbiamo preparata per tutta la settimana. Lo farei complimenti ai ragazzi perché hanno interpretato benissimo e alla lettera tutto quello che avevo chiesto in settimana, ripeto, abbiamo incontrato un'ottima squadra, lo dico dall'inizio, il Nicosia è veramente una squadra tosta, preparata, un allenatore molto preparato e secondo me sarà la squadra da battere. Io ripeto, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno lottato, fino all'ultimo abbiamo provato a vincerla, ahimè non ci siamo riusciti. Come potevamo vincerla, come potevamo anche perderla. Però siamo vivi e questo mi fa ben sperare per il futuro. Una partita dove dai due volti, dove il primo tempo secondo me noi abbiamo avuto qualche palla in più rispetto all'Aragona, abbiamo giocato contro una squadra compatta, coesa, che ha dato l'anima, infatti i ragazzi sono tutti e 22 sono usciti stanchi e con i crampi, quindi a dimostrazione che è stata una partita tirata. Non abbiamo avuto quella freddezza di chiudere la partita dove abbiamo avuto le palle del 2-0 e poi l'Aragona è uscita e poteva addirittura anche vincere alla fine. Una partita dove noi potevamo gestire meglio nel secondo tempo il pallino del gioco, siamo stati molto precipitosi, abbiamo sprecato molte palle, a me c'è anche pure l'avversario. È un sabato speciale in casa RSC, un sabato di grande livello, giornata importante perché scatta l'ora del derby. Arriva infatti la corazzata Giarre a mettersi muso contro la Russo Sebastiano Calcio nello splendido teatro del Francesco Russo di Via Grande. Gara dall'alto tasso agonistico ma che si preannuncia più aperta che mai nonostante i netti favori del pronostico, ovviamente in favore dei gialloblu. RSC che arriva al match più atteso dopo uno spaziale 2-2 contro il Nicosia e lo 0-0 in Coppa contro la Valdinisi. Giarre che sfida i biancazzurri dopo il pareggio casalingo contro il Santa Venerina. Sarà una partita tutto cuore, quella dei ragazzi di mister Seminara. Avvio di gara subito di livello, qui rimpallo che favorisce Tornitore, destro violento da dentro l'area ma c'è Calabretta che cala la sbarra. Minuto 8, gioca la RSC che costruisce con Musar. Manuli allora per la corsa di Orofino che ha un'autostrada davanti a sé, può puntare l'area di rigore, uno sguardo al centro, cross ribattuto male da Nicotra che sbaglia, Bonaccorsi per Marraffino che col destro fotografa l'angolino basso, non sbaglia un colpo, Leo Marraviglia che fa 1-0. Sono proprio i padroni di casa i più convinti. Qui Manuli scodella su calcio di punizione per Bonaccorsi che fitta la conclusione, poi Siluro la posizione defilata, traiettoria larga nel finale di frazione, ancora biancazzurri in avanti, combinazione su calcio d'angolo, Manuli al centro per Zagami che dà 2 passi, manca il colpo del 2-0. Nella ripresa però la prima chance del Giarre che si distende bene in avanti, Tornitore calcia ma viene murato, raccoglie Sinatra al limite dell'area, sinistro violento, serve un paratone di Spider Calabretta a dire di no, tacca sulla destra con Strano che sfonda bene, entra in area, tiro cross potente ad un passo dal 2-0, è una sveglia che scuote il Giarre, azione da destra verso sinistra, qui Leotta riceve largo, uno sguardo al centro e poi pennellata sulla testa di Mongelli che tutto solo trova l'angolo lontano e fa 1-1. Fase di gara in cui sono gli ospiti i più convinti, qui Leotta trova la mattonella, mancino da fuori, Calabretta sicuro in presa, gli accazzurri che non mollano un colpo, c'è campo per Marino appena entrato,
sgasata devastante sulla destra, cross al centro, messo fuori dove c'è Strano che calcia, Tomaselli respinge, poi Marraffino spara alto, ma resta la parata senza senso di Giulio Tomaselli. Poco dopo però ancora Strano, gara devastante, la sua spacca centralmente le linee giallo-blu, sinistro dal limite, ancora Tomaselli a dire di no. Minuto 85, break di Bozzanga sulla tre quarti, lancio per Tornitore, aggancio top class, piazzato da Killer. La ribaltata il Giarre, gol più classico del gol dell'ex. Non ci sta la RSC, minuti finali, Strano cross sul secondo palo per Bonaccorsi e Mascali che si ostacolano a vicenda e sprecano. 94esimo, Strano stratosferico ancora sull'out mancino, sfonda, alza la testa, serve Marraffino al rimorchio che col sinistro colpisce la traversa e si spengono le speranze dei biancazzurri. Sarà infatti questo l'ultimo frame di questa sfida che termina così, triplice fischio al Francesco Russo di Via Grande. Vince il Giarre 2-1, ma grandissima prova della RSC che tornerà in campo domenica prossima contro il Villarosa. La partita era stata preparata in una certa maniera, sapevo che quello che ci possono dare i tre attaccanti, per cui all'inizio ho scelto quei tre perché avevano delle caratteristiche particolari, perché li volevo prendere, li volevo prendere alle spalle. Poi è chiaro che quando tu sei sotto 1-0 è normale che metti pure Moncello, metti pure Leotto. Ma è anche vero che c'è anche un equilibrio, come è stato domenica scorsa, per cui io dico che questi ragazzi siamo passati al 4-2-3-1, poi al 4-3-3. Questi moduli secondo me hanno tutto un valore relativo nel momento in cui conta l'atteggiamento e conta quello che questi ragazzi stanno dando. È chiaro che era difficile, soprattutto che eravamo partiti bene. Poi al primo tiro tu vai sotto, è chiaro che il morale ne risente perché veniamo anche da una partita che vincevi e che purtroppo hai pareggiato. E perciò, sai, invece sono stati bravi perché siamo stati bravi nel recuperarla, siamo stati meno bravi nella gestione del quarto d'ora dopo quando abbiamo fatto l'1-1 e poi comunque io credo che alla fine la vittoria sia meritata, anche se poi alla fine abbiamo anche rischiato in qualche occasione dove loro potevano pareggiare. I ragazzi devo dire che hanno fatto una prestazione eccezionale oggi. Hanno giocato contro una di quelle squadre che per organico è una delle squadre che certamente ambisce alle prime posizioni. L'anno scorso questa squadra qua ebbe passo si è classificata quinta, quindi in griglia playoff. E quindi per noi oggi era una partita molto importante e difficile, ma soprattutto ci tenevamo a vincere la prima gara nel nostro campo. Ragazzi, oggi incomiabile, la condizione atletica veramente invidiabile. Io l'ho vissuta con la certezza di chi sa di aver lavorato bene, perché so che questa squadra ha lavorato benissimo con il mister e quando si lavora bene, quando si crea il gruppo, quando si sa come gestirlo, i risultati vengono. La squadra l'ho vista sicura in campo, ha espresso un buon gioco, così come sa fare. Noi abbiamo molte bei calciatori con una buona, diciamo, individualità, ma abbiamo anche una squadra che sta crescendo sempre di più. Ora il risultato ci consegna quello che secondo me meritiamo. Il prossimo match serve per dare continuità ad un progetto che comunque sia ad una squadra che man mano, partita dopo partita, sta crescendo e noi ci crediamo. Crediamo nell'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio stagione e l'importante è stare insieme, stare uniti e fare bene. Furno secondo me è un attaccante di categoria, la può fare benissimo, però quanto è bello avere un De Carlo e un Ilardi che mettono palloni. Certo, io passo il termine, scherzo, Andrea è stato bravo a farsi trovare pronto in area di rigore, ma l'aspetto fondamentale di Andrea è il nostro primo difensore, perché in fase di non possesso veramente ha un'abilità a andare a pressare anche da solo alcune volte e questo a noi ci aiuta tantissimo. La maggior parte dei gol arrivano grazie agli assist. Modestamente i ragazzi che hai nominato prima sono dei ragazzi, oltre che essere bravissimi ragazzi, fortissimi. Quindi ovviamente ringrazio loro e tutto, sì, anche il fatto stesso che quest'anno, diciamo, come ho già detto in un'intervista precedente,
il mio ruolo è cambiato, non penso più solo nella fase offensiva, ma ovviamente aiutare la squadra è sempre qualcosa che si deve fare. Santa Venerina è una squadra che è una neopromossa e non ha fatto mistero sin da subito la società a dire che teneva a mantenere la categoria. Quindi noi non esiste nessuna partita facile in nessun campo e quindi la prossima nostra è la partita più importante della stagione, così come lo sarà tra 2 settimane e tutte. Non c'è una gara facile ma difficile. Chiudiamo adesso il tabellino del campionato di promozione presentando i risultati del girone D. Anche qui si è giocata la quarta giornata, eccola qui la schermata dei risultati. Aci Bonaccorsi Calcio Frigentini 1-1, Noto Calcio batte Scicli 1-0, Santa Croce batte Aci Galatea 2-0, Aci Catena Calcio che perde in casa contro il Pro Ragusa 3-2, Città di Canicattini batte Vigor Gela 2-0, Niscemi FC batte Atletico Megara 1908 5-1 ed infine Priolo Gargallo batte Gimini Cascordia 2-1. Solo una squadra al primo posto a punteggio pieno, parliamo del Niscemi FC, al primo posto con 12 punti. A seguire con 10 punti il Pro Ragusa, 9 punti Priolo Gargallo, Atletico Megara 1908, 7 punti Santa Croce, 6 punti Vigor Gela, 5 punti per l'Aci Bonaccorsi Calcio ed il Noto Calcio, 4 punti Gimini Cascordia e Città di Canicattini, 3 punti lo Scicli, 2 punti per il Frigentini. Chiudono la classifica Aci Galatea ed Aci Catena con 1 punto. Dopo il ritorno a successo in Coppa Italia per 1-0 in trasferta contro il San Pietro, la Cicatena si rituffa nel campionato a caccia della prima vittoria. Compito tutt'altro che semplice perché l'avversario odierno è il Pro Ragusa, squadra imbattuta con 7 punti in classifica, frutto di 2 vittorie e un pareggio. Ritmi veloci fin dalle prime battute, Romano con le mani verso Magro. Magro alza la testa e va in profondità, lungo linea a sinistra per Fichera che prende il tempo al difensore, Fichera si presenta in area, Fichera la piazza e batte Macias. La Cicatena alla prima occasione passa in vantaggio al settimo col primo gol in campionato di Matteo Fichera. Ospiti che non ci stanno e cercano la reazione immediata, carne molla per Ambrogio, poi Cultrera si gira, il mancino, splendido, sotto l'incrocio, imparabile per Romano, Pro Ragusa che trova subito dopo 2 minuti il pareggio. Continua a spingere la squadra di Ferlito a caccia del 2-1, qui Calì riesce a liberare, poi strano di testa, Nucri per Ambrogio la conclusione, di poco alto sopra la traversa. Sostituzione obbligata per Mister Yemma, si fa male Reale, al suo posto dentro Giacone, Romano va al rinvio dal fondo. A cercare Torrisi prolunga bene per Fisichella che scappa al difensore, Fisichella entra in aria, la sterzata, Fisichella e il mancino, centrale blocca Masias. 25esimo, Ambrogio per Iozia, di prima verso Scalogna in verticale per Amenta, tacco splendido per l'inserimento di Iozia in diagonale, di poco fuori. Finale del primo tempo, Romano, rinvio lungo, è profondo verso Fisichella in aria, non riesce a calciare sul più bello. Sostituzione nei primi minuti della ripresa per i biancorossi, fuori Torrisi, dentro Napoli. Fichera riceve palla a spalla alla porta, sulla 3/4, riesce a girarsi, salta un avversario, ne salta un secondo, poi braccato da ben 3 giocatori, scarico su Magro e mancino, non c'entra la porta. Tornano ad attaccare anche gli ospiti, qui Celestre di tacco, bene per Carnemolla, deviazione di Magro, palla un po' a metà strada, ci arriva col tacco Guastella, poi Di Rosa per Celestre, posizione regolare, Celestre incrocia e batte Romano e porta in vantaggio il Pro Ragusa che completa la rimonta sull'asse Di Rosa Celestre. Minuto 79, Cicatena a caccia del pareggio, qui Nucri però intercetta il passaggio di Napoli e riparte in contropiede, serve Cultrera scodella nuovamente per Nucri entra in aria, il tocco morbido ed è 3-1, vola sul doppio vantaggio il Pro Ragusa grazie al suo numero 10. Si gioca il tutto per tutto Mister Yemma, fuori Calì, dentro Solimene, 5 minuti al termine, corner di Magro, non ci arriva Masias, il pallone filtra, prova ad arrivarci Francesco Strano che riesce a tenere la sfera in gioco, uno sguardo in mezzo, il controcross per Strano di testa, gran colpo di testa di Salvo Strano
che riapre i conti, è 3-2. Ci credono e ci provano fino all'ultimo i catenoti. Giacone guarda la profondità, lancio in aria verso Fisichella, Fisichella il controllo, l'acrobazia, blocca Masias. Altro cambio per i catenoti, fuori Francesco Strano, dentro Giannetto. Padroni di casa sbilanciati, si aprono i varchi in contropiede. Qui Ambrogio spinge a sinistra, lascia sul posto Solimene, serve Di Rosa in aria, Di Rosa il destro, si oppone Romano. Un'altra sconfitta, la terza consecutiva in campionato per la Cicatena. Il Pro Ragusa non era l'avversario migliore per invertire la rotta, l'ha dimostrato sul campo e adesso occupa il secondo posto solitario in classifica. I rimpianti comunque ci sono per i catenoti. Non essere riusciti a difendere il vantaggio nemmeno per qualche minuto è sicuramente inciso nello sviluppo della partita. Bisogna rapidamente e necessariamente voltare pagina per interrompere questa striscia negativa, già a partire da sabato, quando la squadra di Iemma affronterà un match molto delicato contro l'Aci Galatea. È stata una partita un pochettino strana perché paradossalmente nel primo tempo è vero andiamo in vantaggio subito e poi dopo neanche un minuto prendiamo il pari nella maniera che hai detto tu. È vero, l'attaccante ha avuto troppa facilità nel stoppare la palla di spalle e nel girarsi, poi è chiaro che ha indovinato anche un tiro, il cosiddetto tiro della domenica, e ha fatto 1-1. E poi dopodiché devo dire che nel primo tempo loro hanno pressato un pochettino più di noi, hanno avuto più la palla, però con sincerità non hanno creato tutte queste palle gol, perché poi alla fine Romano non fa degli interventi importantissimi nel primo tempo, anzi non ne fa proprio, nonostante però loro hanno avuto sicuramente il pallino del gioco e facevano la partita. Nel secondo tempo ci siamo sistemati un attimino in maniera diversa e secondo me nei primi 20 minuti abbiamo preso il campo, abbiamo creato almeno 2 o 3 palle gol e prendiamo paradossalmente il 2-1 nel momento migliore nostro, a mio parere, dove sembrava che potevamo noi andare in vantaggio, invece abbiamo preso il 2-1 e il terzo, il 2-1 e il 3-1 vengono poi, sono figli bene o male della stessa situazione, cioè nel senso che eravamo, se non erro, in entrambi i casi in fase di possesso noi, avevamo la palla noi e quindi non l'abbiamo saputa gestire, l'abbiamo data loro, gliel'abbiamo proprio regalata e quindi questo è il rammarico, no? Questa è la cosa che ti lascia un po' di amaro in bocca, perché poi alla fine fai il 3-2 e Giacomo Fisichella c'ha altre 2 occasioni, cioè, se viene il 3 pari io non mi sarei scandalizzato più di tanto sinceramente, però nonostante tutto stiamo parlando dell'ennesima sconfitta, nonostante tutto stiamo parlando del fatto che inevitabilmente bisogna migliorare in alcune fasi dove le paghiamo care, perché appena fai l'errore poi prendi il gol e quindi la vai a pagare cara, come è successo oggi, in particolar modo se poi di fronte hai una squadra alla quale ho fatto i complimenti sino ad ora. Possiamo parlare di errori, possiamo parlare di quello che abbiamo parlato sino ad ora, su questo non c'è dubbio, però dall'altra parte devo dire però che l'atteggiamento che ha avuto la squadra in campo a livello di voglia non lo posso bocciare, i ragazzi hanno dato, possiamo fare di più e dobbiamo fare di più perché possiamo fare di più. Oggi se magari fossimo stati tutti e 14-13 quelli che siamo stati protagonisti, compresi i cambi, avessimo avuto un pochettino più di malizia forse. Di malizia magari saremmo riusciti a fare altro. Dobbiamo rimboccare le maniche perché è un punto, sono 4 partite e quindi dobbiamo un attimino capire. Poi come hai detto tu vediamo un attimino se la rosa verrà completata o meno, perché con tutto il rispetto è evidente che comunque davanti abbiamo bisogno un po' di forze in più, non di forze diverse, di forze in più, quindi sono 2 cose diverse le cose. Dobbiamo avere un pochettino più di peso. L'Aci Bonacorsi non passa di fronte al muro delle Frigentini ed è costretto ad accontentarsi di un magro 1-1, fallendo il bis di successi dopo l'entusiasmante 1-2 esterno sull'Aci e Galatea. Per la cronaca è il secondo pari stagionale che muove una classifica già di per sé positiva, 5 punti in 4 gare,
Ma questo di oggi giunge al termine di una settimana molto particolare. Un brusco KO a Santa Venerina mercoledì nell'andata del secondo turno di Coppa Italia, uno 6-1 da dimenticare. Poi la separazione consensuale col tecnico Cirino Massimino e col vice Quirino Schillaci. Soluzione tecnica a conti fatti interna. Rispunta il cappellino e la guida della panchina di Peppe D'Antone, sino a 2 giorni fa copresidente e fondatore insieme ad Alessandro Mirabella del sodalizio nato qualche mese fa. Il vice è Guglielmo Malgeri, già designato mister della Juniores. È promettente la partenza di gara, che vede l'impiego per la seconda di fila in campionato dei nuovi Antonino Costantino e Antonio Sferrazzo, chiamati in corso d'opera a rinforzare l'organico, causa infortuni di Abramo e Isaia. Al 14° calcio d'angolo di La Spina, a centro area colpisce con vigore Agatino Di Paola, che buca Caruso e realizza il vantaggio giallo-verde. Il difensore si accompagna così ai 2 centri di Divenuto e a quello di Sannè, relativamente al campionato, più i 3 di Coppa realizzati da Randis, Scalia e Abramo. La gioia è effimera. 2 minuti dopo l'1-0 Said è libero di lanciare in profondità Moltisanti, che con un pallonetto sorprende Viola da posizione decentrata e manda in pari il Frigentini. Tutto da rifare per l'Aci Bonacorsi, che ricomincia. Sannè per Sferrazzo, che invita in porta Divenuto, mancato l'impatto col pallone di testa. Grande occasione per ritornare avanti alla mezz'ora. La Spina lungo a cercare Divenuto, lo accompagna Sannè che scaglia un diagonale preciso, sfera sul fondo a fil di palo. Ci prova anche Costantino da fuori ma senza pungere. E attenzione al primo di 3 episodi contestati nei confronti dell'arbitro Tomasella di Caltanissetta. Sferrazzo in verticale per Romano, che scatta e viene a contatto con Peruso una volta entrato in area. Il difensore modicano recupera sì la sfera ma finisce per mettere i bastoni tra le ruote al terzino di casa, che frana a terra. Per l'arbitro è tutto regolare. Giusta invece la segnalazione dell'offside da parte dell'assistente 1 d'Agata di Catania, nell'episodio che vede Divenuto lanciarsi in porta dopo ottima iniziativa di Sferrazzo. L'attaccante di casa poi non ha le idee chiare prima del duplice fischio servito da Sannè e all'intervallo è 1-1. Predominio bonacorsese ed è solo l'anteprima di quel che si vedrà nella ripresa. La Spina allarga su Romano, che mette in mezzo il rompeconti, che manda all'aria il possibile 2-1 in avvio. Ed ecco in campo un altro dei nuovi, Federico Indaco, attaccante, lanciato in campo da D'Antone al posto di Costantino. È la mossa preventiva di una terza punta che modifica a breve il 4-4-2 di partenza. A centrocampo invece c'è spazio per Scalia al posto di Sferrazzo. Nel frattempo Indaco, su assist di Conti, arriva quasi in porta ma conclude fiaccamente davanti a un muro sempre più di cemento armato degli avversari. Mentre Conti, alla seconda occasione in 20 minuti, si presenta a tu per tu con Caruso, colpisce a botta sicura di testa ma fallisce al sorpasso quando siamo a metà tempo. Lascia quindi il campo l'attaccante di casa per far spazio a Randis. Va di scena a questo punto l'arrembaggio finale, che parte proprio dall'ultimo entrato. C'è l'intesa con Indaco nella costruzione di questo attacco, che finisce però con l'arresto da parte dell'arbitro per un braccio di troppo, o forse 2. Con la lente di ingrandimento proviamo a capire se sia Indaco a toccarla, motivo per cui l'arbitro concede punizione al Frigentini, o se ci possano essere gli estremi per un penalty causa braccio da parte di uno dei Macauda. Valutazione di ardua difficoltà. Indaco comunque non protesta e si va avanti con l'Aci Bonacorsi privato di un corner cristallino all'ennesima offensiva, il tutto alla mezz'ora. E poi molto impreciso in zona gol, qui con Scalia da fuori e qui con Indaco, che ha le polveri bagnate, lanciato da Mirabella e da ottima posizione. Il Frigentini si fa vedere solo una volta in tutta la ripresa e lo fa a 5 dal termine, con un altro dei Macauda. Difesa attenta, Viola compreso, e difesa che evita quella che sarebbe stata una vera e propria beffa. Nel recupero Scalia ci riprova mettendoci più precisione di prima. Il sinistro su calcio di punizione è calibrato, ma la palla non vuol sentire di entrarne e al Comunale finisce 1-1. Un'occasione persa per un buon Aci Bonacorsi, che adesso prepara la trasferta durissima di Gela contro una delle pretendenti all'alta classifica. Il tutto per la giornata 5 del girone D di promozione. Abbiamo tolto gli abiti da presidente, hai rimesso sulla tuta, pronto per battagliare e prendere questa squadra e portarla certamente in posizioni anche importanti di questa classifica. Non era facile in 2 giorni, però è anche vero che questo pareggio sembra un buon inizio. Che ne pensi, Beppe? Diciamo che abbiamo mosso la classifica, però per chi mi conosce non sono soddisfatto anche per come è andata la gara. Abbiamo condotto 95 minuti la partita,
un cross, un tiro cross, non si è capito, l'unico tentativo degli avversari si è tramontato in gol e onestamente diciamo la colpa è nostra che non siamo riusciti a segnare il secondo, poi ci sarebbe stato il terzo, meritavamo nettamente di vincere ai punti la partita. Purtroppo è andata così, prendiamo atto delle risultate, più di lavorare non possiamo fare. La squadra sembrava quasi bloccata anche un po' a livello mentale, è stata una settimana certamente difficile, non ci sei riuscito oppure la squadra può e deve fare di meglio? Ma sicuramente deve fare di meglio, il primo tempo abbiamo giocato bene, siamo passati in vantaggio, abbiamo creato occasioni, ci hanno annullato un gol e poi sarò curioso di vedere le immagini di Venuto che ha incrociato. Io ero lì in panchina, purtroppo i direttori di gara, gli assistenti sono questi, ce li prendiamo. C'è stato anche un altro episodio, sempre con l'ausilio delle telecamere, che un giocatore del Frigentini ha colpito nettamente la palla con le mani dentro l'area di rigore. Guardalinee ha chiamato l'arbitro e poi hanno dato punizione a loro. Io non so veramente se è corretto, dopo tanti sacrifici che fa una società, una squadra di calcio, dei giocatori stessi che danno l'anima in campo, subire queste. Speriamo che in futuro magari possano tornare al contrario ai punti, anche se noi non puntiamo a questo, noi puntiamo al lavoro, abbiamo tante cose da migliorare, in settimana cercheremo di fare il massimo per presentarci alla prossima gara in un modo più pronto possibile. Sappiamo che la prossima partita è certamente impegnativa, si va in casa del Gela. In che cosa deve soprattutto migliorare questo gruppo dal punto di vista tattico? Per quello che si è visto oggi si deve migliorare di essere più cattivi sul sottoporta, sulla realizzazione. Abbiamo avuto delle occasioni, il Frigentino ha avuto il merito, strappa il punto meritatamente, attenzione, non fraintendiamo, però non ha fatto un tiro in porta, loro sono venuti qua a difendersi, ci sono riusciti, hanno trovato un gol diciamo su un tiro cross che poi vedrò, però sicuramente dovremmo lavorare sulla cattiveria sotto porta perché riusciamo a creare tanto ma non finalizziamo. Parliamo della tua sensazione personale, ritornare in campo allenando questa squadra dopo che l'hai costruita anche dal punto di vista organizzativo, perché sei stato il presidente sino a venerdì. Sono stato sempre diciamo col gruppo e ora cambiando ruolo chiaramente cambiano anche diverse situazioni. Cercherò di lavorare sulla testa dei ragazzi e sul campo, l'unico verdetto lo dà il campo. Oggi mi dispiace anche per i ragazzi che hanno dato l'anima perché meritavano i 3 punti. Lavoreremo per migliorare, per crearci un'identità e non ti dico che siamo sulla buona strada perché abbiamo iniziato questo percorso da ieri, diciamo, però chi mi conosce sa che darò il massimo per far sì che i ragazzi possano avere ci sia la mia impronta e la loro identità in campo perché sì è vero abbiamo una trasferta difficile a Gela, ma si gioca 11 contro 11, perciò andremo con molto rispetto per gli avversari ma con la consapevolezza di andare lì per fare il risultato. Un punto pesante in un campo credo abbastanza difficile come quello dell'Aci Bonaccorsi, secondo punto in classifica che si muove. Che prospettive ha questo Frigentini in questa stagione? Ma noi penso che intanto bisogna fare prestazioni come quella di oggi per cercare di fare più punti possibili in questo momento che siamo un po' in ritardo fisicamente rispetto agli altri partendo con 3 settimane di ritardo. Per cui sono contento della prestazione dei ragazzi in un campo molto molto difficile, per cui questo punto ce lo teniamo stretto, ce lo portiamo a casa. Come ha visto questo Aci Bonaccorsi di questa partita? È una buona squadra, si muovono, hanno 3-4 giocatori di categoria superiore secondo me, però diciamo che la mia squadra ha ribattuto colpo su colpo. Questo girone certamente è molto impegnativo, Niscemi che sulla carta sembrerebbe una spanna superiore alle altre squadre, come si può pronosticare il risultato finale, quantomeno di questo girone d'andata? Ma penso che siano 3-4 squadre che se la giocheranno, anche se il Niscemi che l'ho già incontrato la seconda giornata mi ha fatto un'ottima impressione, però non toglierei dalla lotta sia il Gela, sia l'Augusta e anche il Pro Ragusa. Capitano Mirabella, messa da parte la batosta di Santa Venerina, una squadra, quella di oggi, che è scesa in campo probabilmente con un nuovo dettame tattico, dettato in questo caso da
mister D'Antone, ma la squadra dal punto di vista mentale, tu che sei un po' il polmone, come l'hai ritrovata in questo incontro contro il Frigentini? L'ho ritrovata bene perché comunque ieri abbiamo fatto l'incontro con la società, c'è Peppe D'Antone che conosciamo tutti come allenatore, quindi avevamo preparato comunque la partita bene. Non è andata come volevamo, assolutamente. Però è anche vero che avete portato via un punto, seppur in casa, contro una squadra che comunque sarà dura a morire anche nelle prossime partite. Ma non parliamo nel modo specifico del Frigentini, parliamo di questa squadra che si è ritrovata oggi, dopo purtroppo la brutta sconfitta di Santa Venerina, che doveva giocarsi la partita anche contro una fase mentale certamente negativa. Assolutamente sì, e dovevamo trovare forza su quello che è successo dopo la partita di Santa Venerina e ci abbiamo provato in tutti i modi e più che un punto preso sono 2 punti persi. Adesso invece parliamo in prospettiva. Si giocherà contro la Vigor Gela, da prendere con le pinze, si va in casa del Gela, pertanto sarà una settimana dove probabilmente non dovete lavorare soltanto dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista mentale. Assolutamente sì, perché il Gela sappiamo che è una squadra forte e proverà a vincere il campionato, quindi con molta umiltà andremo lì e cercheremo di fare punti come oggi ha fatto il Frigentini, che si è chiusa tutta dietro ed è riuscito a strappare questo punto che per loro penso sia vitale. Da una parte il Niscemi che gioca in completo giallo, dall'altro il Megara che gioca con maglia nero-verde. Pallone in mezzo, c'è l'intervento di Agliano su Magia. Attenzione però all'azione di contropiede da parte del Megara con questo tiro e c'è il gol incredibile. Megara in vantaggio. Parte Tomaino e c'è il palo. Incredibile palo colpito da Tomaino. Niscemi che a destra è pressante l'amante. Amagia e viene l'ultimo intervento da parte della difesa megarese. Si decentra un po', mette il pallone in mezzo. Wally protegge la sfera. Rigore per il Niscemi. È terminato a terra Wally, calcio di rigore. Vediamo se il giocatore argentino è implacabile al dischetto. Gol! È arrivato il gol del pareggio. Il Niscemi ha pareggiato con Federico Martin Amagia al 51esimo. Bellissima l'orchestra giallo-verde con Tomaino che se ne va, ancora Tomaino, serve dall'altra parte Bojang, pallone in mezzo, il tiro e il gol del 2-1. Questa volta arriva il gol del 2-1. Niscemi 2, Megara 1, Tomaino 2-1. Esplode qua lo stadio marino di Caltagirone. Si avvicina anche nei pressi del pallone Wally che dice qualcosa a Tomaino. La battuta di Tomaino in mezzo, il pallone che arriva, poi il gol! 3-1 del Niscemi, è arrivato anche il terzo gol e allora la partita adesso si mette veramente nel migliore dei modi del Niscemi. Seguiamo il calcio d'angolo che verrà battuto da Tomaino, battuto il calcio d'angolo, il gol! 4-1! Bojang! È il delirio del Pino Buongiorno! 4-1! Bojang! Parte Tomaino! Gol! 5-1! Tomaino! 75esimo minuto! 5-1! Piero Tomaino! Chapeau! Il campionato è ancora lungo, bisogna restare con i piedi per terra, ricordiamoci che siamo una neopromossa, quindi è giusto fare passo per passo queste prestazioni che poi alla fine vedremo dove possiamo arrivare. Tutti i secondi tempi li giochiamo bene, i ragazzi sono in forma, sono in palla e è un momento positivo per tutti. Siamo contenti come dirigenza perché come ti ho detto la scorsa volta, quando fai una squadra nuova, di giocatori nuovi, poi è bello vederli all'opera così, oggi anche sprazzi di grande calcio, quindi siamo felici. Il primo tempo, anche se il risultato si è finito su 1-0 per loro, credo che l'unico tiro che hanno fatto in porta è stato il tiro del gol. Poi durante tutta la partita i ragazzi hanno dimostrato oggi di essere superiori. Poi il secondo tempo
I ragazzi hanno continuato a macinare, Francesco Napolitano è entrato benissimo, ha cambiato la partita, ha dato quella cosa in più e si è trascinato i compagni. Sì, perché molto spesso ci adattiamo all'avversario e facciamo un grandissimo errore. Noi dobbiamo dettare i tempi, siamo una grande squadra, siamo stati costruiti per vincere il campionato. Ci stiamo provando, ci proveremo e faremo del nostro meglio. Abbiamo dunque concluso lo spazio dedicato al campionato di promozione, adesso avvia al rullo con i risultati, le classifiche del campionato di prima categoria. Stadio Pietro Cangemi di Torre Grotta, i padroni di casa tornano a calcare il terreno amico nella seconda giornata del campionato di prima categoria rosso-blu, che hanno iniziato al meglio la stagione grazie al successo esterno contro il Tau Naxos per 3-1, avversario di giornata il Città di Lingua Grossa all'esordio nel torneo dopo aver osservato il turno di riposo lo scorso weekend. Al quinto, palla a Trimboli, il Torre Grotta subito in avanti, 1 contro 1 di Trimboli che passa l'avversario, cerca la conclusione col mancino, il pallone però viene respinto, minuto 9, battaglia in area di rigore, viene toccato così e calcio di rigore, massima punizione per il Torre Grotta che ha la grande occasione di ritrovarsi in vantaggio dal dischetto. Va Giovanni Giordano, non sbaglia spiazzando il portiere e facendo così 1-0. Minuto 17 ancora il Torre Grotta con l'entusiasmo del vantaggio, Arena per Aloe che va a calciare, stavolta però il portiere La Fauci riesce a dire di no, pallone al lato, minuto 25, il Torre Grotta torna a bussare in zona offensiva con Trimboli per Siracusa, si libera dell'avversario Siracusa, bellissimo anche il traversone, l'uscita però di La Fauci che riesce a tenere lì la sfera, si salva in questo caso la formazione ospite che al 30esimo bussa alla porta avversaria, palla a San Filippo che calcia alto, minuto 33, Arena mette a sinistra su Aloe che salta il diretto avversario, dà uno sguardo in mezzo, il passaggio risulta illuminante per Rotella che batte nell'1 contro 1 La Fauci, 2-0 del Torre Grotta, ma che assist quello di Aloe che è anche sfortunato perché poco dopo deve lasciare il terreno di gioco, al suo posto Abate al 41esimo Siracusa per Rotella va a calciare anche bene dopo aver vinto il duello con l'avversario, ma La Fauci dice di no, fine primo tempo al Pietro Cangemi, il Torre Grotta fin qui conduce per 2-0, sulle Città di Lingua Grossa decidono i gol, quelli realizzati dal dischetto da Giordano e quello realizzato da Rotella al 33esimo, inizia la ripresa filtrante di Trimboli per Rotella, riesce a parare La Fauci, minuto 47,
entra la spada sul terreno di gioco, problemi per Battaglia, minuto 50, palla di Abate per Isgro, va a calciare di prima intenzione Isgro, il mancino malamente sul fondo, minuto 55, azione personale di Isgro che cerca di mettersi in proprio, salta un paio di avversari, balleggia, entra in area il mancino, cerca il palo più lontano, il pallone incoccia però la traversa e rientra in campo, minuto 58, San Filippo apre in zona destra, cerca la conclusione un calciatore in maglia biancorossa mettendo però il pallone alto, minuto 60, il Torre Grotta va a ipotecare il successo, Arena difende bene il pallone, manda in corsia Ferlazzo, dalla destra parte il traversone perfetto, l'inserimento di Trimboli che vale il 3-0, gran gol quello del Torre Grotta, sicuramente non da prima categoria, dall'altra parte arriva anche una bella conclusione di Cardia, il pallone di un soffio fuori, entra Torre, esce Isgro, minuto 68, filtrante di San Filippo per Cardia, la grande occasione del Città di Lingua Grossa per trovare quantomeno la rete, Cardia però non trova la porta, tutto fermo per posizione di fuorigioco, 75esimo, Arena parte da centrocampo, fa il solco per vie centrali, poi l'assist è quello per Rotella, destro di controbalzo, gol del 4-0, acuto rosso-blu, il risultato praticamente in ghiaccio, 80esimo, ancora Rotella che però si fa chiudere in questo caso lo specchio dalla Fauci, minuto 83, entra Consolo Coniglio, esce Rotella, 90esimo, il Città di Lingua Grossa chiude in zona offensiva per cercare il gol della bandiera, Mafodi dice no ad Aloe, termina così la gara al Pietro Cangemi, Torre Grotta che vince, lo fa per 4-0 sul Città di Lingua Grossa. Va bene così, è andata. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra ostica, lo hanno dimostrato in campo. Poi noi non abbiamo sbagliato l'approccio, però siamo entrati un po' più nervosi del solito. Poi a mio parere purtroppo il campo non ci aiuta granché, non trovavamo le giuste misure e loro sono stati bravi non solo nel chiudersi ma anche a ripartire. A dire il vero abbiamo anche rischiato qualcosina nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo sistemato un po' le cose, però non ci ha detto bene e abbiamo portato un solo punto a casa. Grazie ad un gruppo omogeneo e numeroso abbiamo anche la possibilità con i cambi di invertire la rotta durante la partita. Però ripeto, non ci ha detto bene, avevamo preservato un attimino Anastasi perché rientrava da un piccolo fastidio di settimana scorsa. L'avevamo studiata così, purtroppo non ci ha detto bene, anche se poi nel secondo tempo bisogna dire che le nostre buone occasioni le avevamo create. Diciamo che gli episodi oggi sono stati sfavorevoli, magari ci sarà la partita dove magari ci dirà il meglio e saranno favorevoli. Si sa che nell'arco del campionato queste partite possono capitare, ovviamente come dici bene tu, l'episodio favorevole noi avevamo messo i presupposti per poterla sbloccare, purtroppo lui non ha visto chiaro in quella situazione e ha proseguito l'azione, però voglio dire, alla fine non l'abbiamo persa, quando purtroppo non le puoi vincere alla fine smuovi la classifica lo stesso, qualcosa di buono ne esce sempre fuori. Con il rullo dedicato ai risultati, alle classifiche del campionato di prima categoria abbiamo concluso anche per questa settimana lo spazio del giovedì qui su TVM Palermo del nostro programma Penalty che parla solo di calcio dilettantistico siciliano. Ci vedremo mercoledì prossimo come al solito live sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold per parlare di Serie D e di eccellenza, mentre per parlare del campionato di promozione l'appuntamento è per giovedì prossimo
prossimo, come al solito nello stesso orario, qui sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana.